si preparano Altafani 2, Giri Henry, Veri, Alessandro. Abbiamo il piacere di avere Abbiamo il piacere di avere tutti le ospiti, l'assessore allo sport del comune di Bianconio, e facciamo un bel applauso, grazie. Assessore. Buongiorno a tutti, ecco, prima di tutto vi porto i saluti del sindaco, dell'amministrazione. Per noi è un onore e un orgoglio ospitare una manifestazione di questa portata. Vedo che c'è un'infinità di politiche in questo sport, per cui un grande applauso agli organizzatori e a tutti coloro che lavorano per questo sport. Come dico sempre io, l'importante è che i bambini crescano praticando uno sport, perché porta ad avere dei principi sani, porta a crescere con una mentalità giusta, impegnandosi nella vita anche nel quotidiano. Per cui complimenti, è veramente emozionante vedere così tanti bambini e tanti grandi ragazzi che si impegnano. Buongiorno a tutti. Grazie Assessore. Qui abbiamo anche il responsabile che rappresenta la Federazione Italiana Karate, che è la consigliera Egidio. Soprattutto Egidio. E il maestro Giambattista Paris. Mi perdono a Flavio l'errore del karate, anche se il karate fa parte della nostra federazione, quindi bene, buongiorno a tutti, vi porto i saluti del nostro presidente regionale. Credo che questa gara sia migliorata ancora rispetto ai primi due tornei e quindi è un grande auspicio anche per il prossimo futuro. Non credo che ci sia altro da dire, perché la gara si sta svolgendo in maniera corretta. Un grazie va agli istruttori e ai genitori che di buon mattino